Salutate per quest'anno le storiche maschere trevigiane dei Nane Careghete, Nane delle Oche. Oggi, primo giorno di Quaresima e delle Ceneri, dopo gli eccessi del Carnevale, la tradizione trevigiana vuole la penitenza a tavola con il piatto delle aringhe, o per meglio dire delle renghe. C'era la messa dalle 8 alle 10 e si andava a fare purgarsi, chi che prendeva anche la comunione. Il mercoledì delle Ceneri che cosa si deve mangiare? Logicamente pesce, era come una specie di venerdì per fare un po' di digiuno e mangiare il minimo che si possa mangiare, cioè il pesce, insomma, non carne. E le renghe era il piatto più semplice ed economico, ma oggi, giorno del digiuno e della penitenza, c'era chi aveva anche tempo per giocare. Si giocava il paralosto, che era una specie di bocce continue tipo golf sui campi, da un rivale all'altro, e mettendo in palio ogni tratto acqua o vino. Chi vinceva beveva vino, gli altri acqua o pagavano. Un gioco delle bocce campestre che avanzava ad ogni lancio del pallino. E così, rivale dopo rivale, o meglio dire, Cain dopo Cain, si arrivava immancabilmente all'osteria, dove c'era la resa dei conti enoica tra vinti e vincitori, con l'immancabile bevuta in compagnia. Da qui appunto Pagalosto come nome del gioco. E la tradizione racconta come da questa pratica umile si sia sviluppato il nobile golf. Si era l'antenato del golf, il golf campestre, diciamo così, proprio no. Perché proprio in Quaresima? Diciamo in Quaresima perché è un modo per reagire alla tristezza. La Quaresima è triste, invece così giocando non si faceva niente di male, non c'era niente di grasso e si poteva recuperare l'allegria anche in tempi magri.